È una giornata in cui rendiamo noti gli investimenti che abbiamo fatto con questo senso della prospettiva più lungo degli altri investimenti, quindi questo è un investimento che assolverà totalmente al proprio compito, sarà in piena funzione probabilmente fra 10 anni, 7 anni, non lo so, però non abbiamo fatto gli investimenti giusto per soddisfare delle esigenze attuali, ma proprio con una prospettiva ai prossimi 10 anni di sviluppo dell'azienda, quindi con un 50% di crescita rispetto ai volumi attuali. Quindi l'impianto è sicuramente lo stato dell'arte oggi, sia l'impianto di imbottigliamento che il magazzino, che ha la possibilità di operare con delle logiche diverse da quello con cui siamo abituati, non prevede l'utilizzo di mezzi su ruota, ma solo la supervisione delle persone che sono immancabili. Non potremmo far funzionare macchine senza il controllo anche dell'uomo, la supervisione. Non sarà più un lavoro di fatica, ma sarà un lavoro di attenzione, di concetto, questo è importante. Se non ci fossero i nostri soci che si uniformano a quelle che sono le direttive per poter meglio remunerare il loro lavoro, difficilmente avremmo avuto successo. Si sa che la vocazione alla qualità di questo territorio è indubbia, sappiamo che la capacità di produrre bene è una cosa che anche ha bisogno di una determinata formazione che si consegue nel tempo. Oggi abbiamo entrambe, quindi siamo molto fiduciosi di poter ancora meglio offrire prodotti di elevato livello, di alta qualità e sicuramente di soddisfazione. Oggi è un giorno importante, devo dire che in questi 4 anni ho avuto la fortuna di vivere molti giorni importanti come questi. È un giorno importante perché si concretizza un investimento importante e consistente fatto dalla cantina produttori di Valdobbiadene, ma con delle prospettive di sviluppo futuro molto importanti, e questo certamente significa, come peraltro accaduto negli ultimi anni, anche la possibilità di aumentare i posti di lavoro. Quindi per un'amministrazione non può essere che una notizia positiva quella di coniugare la tradizione e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile dal punto di vista economico e quindi sociale, quindi una gran bella giornata oggi. Ricordiamo che questi soci, questi quasi migliaio di soci, mettono soldi proprio per questa operazione. Si arriverà a 20 milioni di bottiglie, un punto di riferimento a livello internazionale, ma non solo di quantità ma anche di qualità. Soprattutto è una visione prospettica di pensare che i mercati avranno sempre più necessità di qualità, di rispetto dell'ambiente e di pensare che il vigneto del futuro sarà un vigneto dove la chimica non ci sarà più. Mi fa passare l'idea che questa zona di OCG, il Prosecco, è quella che inquina di più, è quella che inquina di meno perché si è data un'autoregolamentazione. Non basta, ma aiuta. Diciamo invece che abbiamo le varietà resistenti che non hanno bisogno di trattamenti in campagna di fitofarmaci e molto altro ancora, tipo il tema del biologico o quant'altro, la lotta integrata e tutta una serie di attività per dire oggi riusciamo a fare un diserbo utilizzando il calore e non utilizzando più il glifosate, per dire, no? E quindi tutte queste cose ci portano verso un vigneto che è un vigneto che tutti noi cittadini vorremmo. UNESCO significa un grande valore del patrimonio dell'umanità per questi 15 comuni, non è la produzione del Prosecco, però è un grande valore che ci permette anche poi di pensare sempre di più alla qualità e all'autoregolamentazione. È un percorso che dobbiamo fare, però questo è un territorio unico, basterebbe guardare le foto e tutto quello che abbiamo di immagini di queste colline per capire l'opera dell'uomo.